Sembra inarrestabile la marcia delle squadre di basket rosetane, tra cui spicca anche il basket femminile. Dalla nascita le RS Panthers hanno dimostrato la loro bravura, ma messe in campo nella loro gara di esordio hanno dato il meglio di loro, battendo le ragazze del Cuschieti per ben 10 punti. Il risultato fu di 54-44. Le formazioni in campo si sono sfidate a viso aperto, in una gara equilibrata e risolta al termine del terzo quarto, quando il margine guadagnato dalle ragazze di Coach De Bernardi ha permesso loro di gestire il vantaggio fino al termine dell'incontro. La gara si è conclusa nel migliore dei modi per le rosetane di Roseto Sportiva e nonostante i tentativi di pressing difensivo avversario, l'importante vantaggio di 7 punti all'inizio dell'ultimo quarto, 40-33, è stato gestito opportunamente dalla compagine abruzzese con un'ottima distribuzione delle responsabilità offensive. 5 giocatrici a segno nel parziale, nuovamente per merito di una difesa arcigna attenta contro le ottime teatine. Da rimarcare i 21 punti della match winner Benedetta Fortunio, brava nelle sue penetrazioni che le hanno fruttato diversi viaggi in lunetta, i 16 punti del centro Daniela D'Andrea Giovanni, uniti a solidità difensiva ed estrema concretezza. Adesso scorreranno alcune immagini dell'incontro che c'è stato domenica, l'incontro di esordio.